Maestro Beppi De Masi, premio Argav 2011, un onore per noi che lei l'abbia accettato e appunto abbiamo sentito le sue motivazioni. Vuole riassumerceli anche per il pubblico che vedrà questo video? Beh, l'onore e il piacere è immenso per me perché viene da chi si interessa della natura, delle produzioni e di chi si interessa anche dei mangiari nostrani e che può anche limitare certi eccessi. Ciò che mi preoccupa in questi tempi, gli eccessi, cioè le sciocchezze che si fanno anche in televisione intorno alle pentole, intorno ai mangiari, con l'uso improprio dei prodotti della terra. Parlava anche delle strade pelose. Sì, io vorrei che ritrovassimo il senso della strada pelosa, cioè questo andare in mezzo ai campi, lungo un fossato, la strada pelosa che era silenzio, la strada pelosa che era parallela della via consolare. Le strade pelose possono ricondurci alle fattorie, alle case di campagna, agli armenti, alle transumanze, magari anche fatte in bicicletta, ma che adesso non si costruiscano delle strade come le strade pelose inutili, perché la strada pelosa era utilissima, adesso invece si fanno pedemontane e altre cose che sono proprio lo scempio del terreno. Dunque comunque non un sentimento di nostalgia ma di attenzione al passato, ha detto, per guardare al futuro. Sì, io non ho nostalgie, infatti non sono mai stato imprigionato nella nostalgia, io guardo sempre il passato nel rispetto del futuro, ciò che ispira il futuro. Grazie. Prego.